8 novembre 2025, luna di notte. La statale 729 Sassari-Olbia, all'altezza di Ploaghe. Ciriaco Meloni, 44 anni, medico ortopedico di Bitti, sta guidando la sua Fiat Panda dopo un'intensa giornata di lavoro. All'improvviso un cinghiale attraversa la carreggiata. L'impatto è violento, inevitabile. La macchina si ribalta più volte. Ciriaco viene sbalzato fuori dall'abitacolo. Non c'è nulla da fare. Muore sul colpo. Un professionista stimato. Un uomo che aveva dedicato la vita a curare gli altri, che nel 2023 aveva fatto parte dell'equipe che aveva impiantato una protesi di spalla grazie alla tecnologia 3D. Una vita spezzata da un animale selvatico che vagava su una delle arterie più trafficate dell'isola. Il sindaco di Bitti, Giuseppe Ciccolini, esprime il cordoglio di un'intera comunità. La sua morte rappresenta una perdita che colpisce duramente non solo la sua famiglia, ma tutto il paese. Ciriaco era un professionista stimato, un ortopedico competente e generoso, capace di prendersi cura dei suoi pazienti con attenzione e umanità. I colleghi del centro medico Monte Arcuto di Budusò, dove lavorava, scrivono parole strazianti. La consapevolezza di quanto aiuto poteva ancora dare, di quanto ulteriore perizia avrebbe acquisito negli anni che il destino le ha tolto. Aggiunge al dolore un'immensa amarezza. Questa tragedia non è un caso isolato, è il simbolo di un'invasione che sta devastando la Sardegna. Un'invasione silenziosa ma inarrestabile, che sta mettendo in ginocchio l'agricoltura, trasformando le nostre strade in trappole mortali, paralizzando interi territori e costringendo l'isola a prendere decisioni radicali, decisioni che dividono, che fanno discutere, che non lasciano nessuno indifferente. Questo è il racconto di come oltre 100.000 cinghiali stanno cambiando il volto della nostra terra. Io sono Matteo e ti ringrazio per essere qui sull'Isola Informa. Se anche tu vivi questa emergenza sulla tua pelle, iscriviti al canale e lascia un like. Nel video intero ti parlo del problema cinghiali in Sardegna.